buona giornata telespettatori, bentrovate e bentrovati, prima edizione di questo venerdì 5 luglio, tanta la cronaca dal territorio anche oggi, staremo insieme fino alle 13:30, ancora in primo piano l'omicidio di Vincenza Saracino, c'è per noi già sul posto a Preganziol Christian Arboit, tra poco andremo da lui, ma tanta la cronaca anche da tutto il resto del Veneto, tra incidenti e operazioni di polizia e carabinieri di sequestro di droga. Parleremo sul fine della nostra trasmissione di saldi con Confcommercio, inizieranno infatti domani i saldi estivi e faremo un po' un bilancio di questa stagione che sembra non essere ancora partita nonostante l'avvio imminente dei saldi, ma vedo già da Preganziol collegato sul posto Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto, perché ci sono degli aggiornamenti sull'omicidio di Vincenza. Christian, siamo da te, buongiorno. Sono ibridato, ma non sento. Ci sono dei problemi di collegamento? Christian, mi senti? Sei in onda? Sento, ma malissimo. Riprendiamo la linea noi appena saranno pronti i nostri colleghi, ci andremo subito da loro. Tutto ok? Chiedo alla regia. Ok. Dei problemi di collegamento. Andiamo da Christian. Christian, sei in onda, vediamo, chiedo alla regia se è tutto a posto, se no partiamo con gli aggiornamenti. Non ti sento, ma andiamo avanti lo stesso. Okay. Con Nicoletta Rizzetto siamo tornati in via Maleviste, sulla scena del crimine, qui dove 2 sere fa è stato ritrovato il corpo di Vincenza Saracino, la 50enne trevigiana originaria di Molfetta, che è stata appunto ritrovata con 2 fendenti, uno alla mandibola, l'altro probabilmente quello letale sotto il collo. Nicoletta Rizzetto vi sta mostrando il cespuglio dove è stata recuperata la bicicletta elettrica della bicicletta che era chiaramente a terra con il cavalletto alzato. Questo significa che probabilmente in un primo momento questa bicicletta era stata appoggiata. Allora io vi mostro proprio ancora una volta questa strada, via Maleviste, perché a 300 metri di distanza, di fatto 300 metri, 250, c'è l'abitazione di Vincenza, l'abitazione dove Vincenza viveva con il marito Fabio e la figlia, quindi parliamo veramente di una manciata di metri sostanzialmente da quella che era la sua abitazione. Questo appunto è il luogo, l'ex officina, il casolare, è stato definito in tanti modi, dove è stato ritrovato il corpo della donna. Tra l'altro ti do la prima notizia di questo collegamento: domani sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia, sarà effettuata l'autopsia presso il centro di medicina legale di Padova. Qui un primo segno, un primo gesto di pietà umana, questi fiori che sono stati posizionati, messi dall'amica Marica che abbiamo intervistato ieri e che fra poco sentirete. Marica è titolare accanto al padre del bar La Perla, dove Vincenza si sarebbe fermata per l'ultima volta dopo aver avuto appunto l'incontro con quello che poi si è rivelato il suo killer. Oggi non ci sono indagini in corso, non ci sono rilievi in corso, quindi stiamo entrando nel luogo del crimine, del ritrovamento. Come vedi è un casolare oggettivamente abbandonato, è un capannone, un'ex officina degradata, abbandonata da decenni. Devi immaginare comunque che martedì sera probabilmente pioveva, quindi la situazione è anche di degrado generalizzata. E ti mostro un'altra cosa, Edi, e la mostro al pubblico a casa. Non solo all'esterno c'è un'abitazione, ci sono delle abitazioni lungo via Maleviste, ma ci sono anche dei balconi aperti, c'è una casa abitata che guarda proprio a questo cortile dismesso, a questa area incolta. Quindi
parliamo sì di un luogo isolato, ma fino a un certo punto, e anche questo è un elemento che deve far riflettere, anche questo è un elemento sul quale si stanno concentrando gli inquirenti. Allora, procediamo per gradi. Ti ho detto che domani ci sarà questa autopsia sul corpo di Vincenza, ma ripercorriamo il tragitto, l'ultimo tragitto di Vincenza attraverso le testimonianze di chi l'ha vista probabilmente per l'ultima volta. Qui l'ho servita io lì, in quella posizione là. Quindi ha preso le sigarette, il caffè, che cosa? No, sigarette solo ho preso. Le Marlboro Light. Vittorio De Piccoli, titolare del bar Trattoria La Perla, è una delle ultime persone ad aver visto Vincenza Saracino ancora viva. Sono le 6:15 circa di martedì sera. In questo locale in via Bacchina, 7 Comuni, la donna si fermava praticamente tutti i giorni, prima o dopo il lavoro, sempre in sella alla sua bici. Aveva paura delle auto, Vincenza, per tutienza, per questo preferiva la bicicletta, diventata con il tempo elettrica. Veniva qua la mattina o a rientro dal lavoro, veniva qua, o sigarette o un caffè, qua e là, 2 parole. Marica, figlia di Vittorio, non vede direttamente Vincenza martedì sera, ma il marito Fabio, che si presenta nel locale dopo circa un'ora dalla moglie. Verso le 7, adesso non so dirti il preciso l'orario, è venuto quel marito e mi ha chiesto se l'ho vista. Io gli ho detto: guarda, io personalmente non l'ho vista perché ero a casa. Provo a chiedere a mio papà e fatalità lui l'aveva vista e mi ha detto: guarda, gli ho dato le sigarette e basta. Però gli ho detto: guarda, prova ad andare anche al bar vicino lì Perlando, che so che si ferma là di solito a fare 2 chiacchiere o magari a bere qualcosa. E infatti il marito di Vincenza si reca anche nel locale a ridosso dell'Iperlando, dove la donna aveva fatto la spesa. Qui però nessuno l'ha vista. È venuta lunedì a prendersi le sigarette e il caffè e non l'ho più vista da lunedì. Quindi è venuta lunedì qui da voi? Lunedì qui sì, non l'ho vista martedì. Ma è venuto poi il marito martedì sera a cercarla? Sì, è passato il marito a chiedere se era passata qui e gli abbiamo risposto di no, che qui non l'abbiamo vista, insomma. A Canizzano i balconi della casa dove Vincenza viveva con il marito e la figlia sono socchiusi. Fabio chiede di essere lasciato in pace. Resta il ricordo di chi la conosceva. Impossibile, dicono tutti, che qualcuno potesse farle del male, lei che era sempre allegra e generosa. La trattavo come un'amica, più che cliente. Sono rimasta male. No, avevo più parole. Mi sembra troppo strana la cosa perché sia successa a una persona come lei. Quello. Vincenza di cosa parlava solitamente? Ma parlavamo un po' di tutto, magari vacanze, dove vuole andare, cosa vuole fare, magari al lavoro, com'era, se si lavorava o meno, un po' di tutto. Ci dispiace molto per quello che è successo e non ho altre parole purtroppo ora. Che persona era, ce la puoi descrivere? Una persona solare, tranquilla, spensierata, non aveva pensieri, era semplice. Pensieri era semplice, insomma tutti concordano nel definire Vincenza, però appunto questo è il luogo del ritrovamento. Parliamo o di quella parete o di quest'altra, ecco, perché stiamo parlando anch'io e Nicoletta Rizzetto proprio in questi minuti. Quindi il corpo della donna è stato ritrovato in questa zona sostanzialmente del capannone. Quello che poi si vede dalle immagini esterne, quello che si vede dalla strada di via Maleviste, quindi siamo veramente della strada, siamo a ridosso anche delle altre case, per quanto appunto sparpagliate, non è un luogo isolato. E cosa sta accadendo in queste ore? In queste ore sta accadendo che tutte della zona sono proprio al setaccio fin dalla denuncia della scomparsa della donna. Le telecamere dell'Iperlando, le telecamere comunali, le telecamere posizionate lungo tutto il percorso. Particolare attenzione si sta prestando al telefonino della donna, ai suoi contatti,
compresi i clienti abituali del sexy shop, quindi non solo la cerchia ristretta, diciamo così, delle amicizie, delle conoscenze, ma anche quello che è l'ambito lavorativo della donna, il sexy shop quindi anche questo è un elemento di cui in questo momento dobbiamo tenere assolutamente conto. Io Edi ti faccio sentire altre testimonianze, in particolare poi quella del direttore dell'Iperlando, il supermercato dove alle 5 della sera più o meno di martedì Vincenza è stata per fare la spesa, cosa che faceva praticamente tutti i giorni, anche più volte al giorno, sempre all'interno dell'Iperlando. Queste altre testimonianze. C'è solo un grande stupore, un grande dolore, una cosa che ti lascia assolutamente disorientato. Non penso avesse nemici, ecco, questo così da dire, assolutamente. Non credo avesse cattiveria dentro di sé. C'è soprattutto sconcerto tra chi conosceva anche solo di vista Vincenza Saracino, la donna uccisa e trovata morta a Canizzano, un volto noto per quanto discreto il suo. All'Iperlando di Preganziol i carabinieri sono tornati anche nelle scorse ore, si stanno visionando i filmati del circuito interno ed esterno. Abbiamo a disposizione tutte le telecamere del supermercato per cercare di dare una mano più possibile. Quante telecamere ci sono tra dentro e fuori? Circa una settantina. Una settantina di telecamere? Sì, più all'interno che all'esterno ovviamente, però il perimetro è coperto e tutto all'interno del supermercato. Non si può escludere a questo punto che la donna possa aver incontrato il suo aguzzino mentre faceva la spesa o che sia stata seguita una volta all'esterno del supermercato. Speriamo sia una cosa che si risolva e anche per la signora ovviamente di avere la verità su questa cosa qui. Tra Preganziolo e Canizzano intanto serpeggia inquietudine. Sempre stata una zona tranquilla, ieri è successo quel fattaccio e spero rimanga isolato. Non ho mai saputo di niente in queste zone, anzi sono sempre stato tranquillo, sempre faccio passeggiate tranquillamente. Continuerò a farle, però all'occhio. Uno ci pensa due volte, insomma, ecco, a muoversi anche da solo in pieno pomeriggio, perché non parliamo di sera tardi, buio, cioè 6-7 di sera, insomma d'estate ancora il sole alto, ecco. Però in generale secondo me ci vogliono più controlli, ci sono pochi controlli, sono sincero. Io vedo nel mio piccolo ci sono pochissimi controlli. Serpeggia dunque l'inquietudine, non potrebbe essere altrimenti, e tantissimi gli interrogativi. Vincenza è stata trascinata qui dentro? Se sì, ci sono delle tracce, perché c'è anche questo tema, non sono state trovate tracce considerevoli di sangue, non c'è stato quindi uno spargimento di sangue, non c'è una scia di sangue che porta nel luogo che ti ho mostrato prima, Edi. Anche questo è un elemento, quindi la donna potrebbe essere arrivata fino a qui in sella alla sua bicicletta in maniera autonoma e qui aver trovato il suo killer e qui aver trovato dunque la morte. Chiaramente sono ipotesi aperte. Ti dicevo prima, lo smartphone fortunatamente è stato ritrovato, così come è stata ritrovata la borsetta della donna. Ipotesi questa che fatto questo che non fa pendere per la pista della rapina, perché se fosse stata una rapina, per quanto finita male, probabilmente la borsetta, gli effetti personali, lo smartphone non ci sarebbero. Forse lo smartphone non ci sarebbe nemmeno nel caso di un appuntamento programmato, perché se fosse un appuntamento programmato il killer avrebbe prelevato in qualche modo il cellulare per eliminare possibili tracce. E quindi veramente un giallo, è un mistero in piena regola. Io concludo questo lungo collegamento facendoti sentire le impressioni raccolte poco fa della nuova sindaca di Preganziol, Elena Stocco. Anche il comune di Preganziol ovviamente ha messo a disposizione la sua videosorveglianza pubblica particolarmente potente, l'ha messa a disposizione degli inquirenti e si augura che venga fatta luce. Ti lascio quindi con le parole del sindaco di Preganziol, Elena Stocco. Per il momento da Via Maleviste con Nicoletta Rizzetto è tutto.
Una notizia tragica che sconvolge la nostra comunità, le comunità di Preganziole e Treviso, la comunità di Preganziole in quanto ovviamente la persona Vincenza era conosciuta, aveva l'attività lavorativa e anche i passaggi effettuati all'interno del territorio, esercizi commerciali, ne facevano appunto una persona conosciuta e quindi è chiaro che la tragicità della notizia ha colpito davvero tutti noi. Lei l'aveva mai intravista, ne aveva conoscenza diretta? Non ne avevo conoscenza diretta, non avevo conoscenza della famiglia, ma sicuramente la nostra comunità è rimasta sconvolta appunto per questa tragica notizia. Si tratta comunque, questo è il termine utilizzato anche dagli inquirenti, di un femminicidio. Sono in corso ovviamente le indagini, per cui auguriamo ovviamente buon lavoro a chi sta curando le indagini e ci auguriamo che venga presto definito il quadro in cui si è consumata questa tragedia. Chiaramente la notizia appunto ci sconvolge appunto perché vittima è una donna, per cui maggiormente ci sentiamo ovviamente coinvolti dalla tragicità di questo evento. Quindi ovviamente un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono state molto attive nelle fasi di ricerca e ci auguriamo davvero che le indagini arrivino presto ad una identificazione dei responsabili. Che ci sia la piena verità, che si faccia luce. Che venga fatta presto chiarezza, sì. Ecco, da parte vostra come comune immagino abbiate messo a disposizione le telecamere, perché sulle telecamere si stanno concentrando i carabinieri, gli inquirenti in queste ore. Sono in corso le indagini, chiaramente con tutti i mezzi a disposizione, per cui davvero ci auguriamo che venga presto fatta chiarezza. Quindi sì, massima collaborazione e ci auguriamo davvero che sia fatta presto luce. Tra l'altro quella zona del terraglio dell'Iperlando è particolarmente monitorata dalle telecamere. L'auspicio appunto è che, trattandosi di un quadrante delimitato e quindi gli spostamenti sono stati mappati rispetto a quello che è stato la dinamica dell'evento, ci auguriamo davvero che ci siano gli elementi utili per arrivare presto ad una soluzione e che quindi venga scoperto davvero l'autore di questo delitto. Questo dunque il commento della sindaca, la ricostruzione e le testimonianze. Grazie a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto per questi aggiornamenti e per questo collegamento. L'ennesimo omicidio di una donna nel Trevigiano dopo Vanessa Ballan di dicembre, ancora prima Giulia Cecchettin, Veneto maglia nera in questo senso, e sono giornate buie anche per l'Italia. Un altro femminicidio, Manuela Petrangeli, 50 anni, lo sapete, la mamma uccisa a colpi di fucile a Roma. Noi invece adesso cambiamo argomento e continuiamo con la cronaca, però, perché ci spostiamo in centro a Treviso con l'operazione delle volanti. È stata scippata, gettata a terra e trascinata per alcuni metri in via Giacomelli. La vittima è una donna di 63 anni che stava camminando in centro a Treviso ieri pomeriggio. Immediata la chiamata al 113, gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno rintracciato l'aggressore che era fuggito verso Borgo Cavour. L'uomo è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione in flagranza di reato, che ha consentito di recuperare un centinaio di euro in contanti sottratti dal portafoglio della vittima. La borsa della donna e il portafoglio sono stati trovati all'interno del cestino dei rifiuti di un esercizio commerciale poco distante dal luogo dove era stato fermato il 41enne. L'uomo, già gravato da piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina impropria e su disposizione dell'autorità giudiziaria collocato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che si svolgerà nel corso di questa giornata. Nelle fasi dello scippo la vittima è rimasta ferita con escoriazioni alle ginocchia e ai gomiti. Quindi questa la cronaca dal centro città di Treviso. Noi ci spostiamo nel Padovano ora invece, perché ci sono ancora violenze di giovanissimi rapinatori. La polizia di Padova ha fermato e rinviato a giudizio 4 tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni. 2 sono già stati espulsi dall'Italia. Ti spacco la faccia, ti sparo, poi la violenza, l'autista della vettura, una donna di 74 anni scaraventata a terra, poi la fuga con il mezzo rubato. Una scena che sembra quella di un videogioco violento, invece è successa a Padova lo scorso 21 novembre. Protagonista un 16enne tunisino fuggito con l'auto, ritrovata un giorno dopo, abbandonata dopo aver provato insieme ad un connazionale, chiedendo aiuto per spingerla, anche in questo caso insultando e minacciando una donna.
La sera del 9 dicembre lo stesso copione, insulti, violenze, minacce e il furto di una vettura. La polizia di Padova è però riuscita a rintracciare una banda di tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni, già noti alle forze dell'ordine. Ad incastrarli le telecamere di sorveglianza che li riprendono mentre compiono le rapine, oltre alle impronte digitali ritrovate nei mezzi rubati. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio. In attesa di giudizio sono stati arrestati anche per vicende legate allo spaccio. 2 sono già stati espulsi dall'Italia. Ed è tornata a casa su un aeroambulanza atterrato a Venezia nella scorsa notte. Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, il 56enne di Cittadella, vittima di un incidente stradale in Egitto sulla strada tra Hurghada e Luxor. La donna, rimasta ferita mentre era in auto con il marito, subirà un nuovo intervento chirurgico nell'ospedale dell'Ulcei Euganea. Chiara Tombolato ha potuto riabbracciare così figli e familiari. Nel frattempo proseguono anche le pratiche per il rimpatrio della salma di Davide Baggio. Il corpo è stato trasferito al Cairo. Il ritorno a Cittadella è previsto entro una decina di giorni. Sono finite le speranze per Teresa Belluco, la ginnasta quindicenne di Villafranca Padovana che lo scorso anno era andata in America per sottoporsi a una cura all'avanguardia per sconfiggere il sarcoma. Nella sua vita, seppur troppo breve, è stato un esempio di forza e coraggio. Teresa Belluco, la quindicenne di Villafranca Padovana, affetta da sarcoma, si è spenta a Houston, in Texas, in una stanza dell'MD Anderson Cancer Center, l'ospedale all'avanguardia nella cura dei tumori, dove era arrivata un anno fa per cercare di sconfiggere la terribile malattia che le era stata diagnosticata nell'ottobre del 2022 a soli 13 anni. Teresa e la sua famiglia avevano deciso di provare una cura eccezionale negli Stati Uniti, entrando a far parte di un percorso sperimentale in fase 1, seconda al mondo, che avrebbe potuto portare alla guarigione. Teresa sapeva che sarebbe potuta anche andar male, ma lei ha voluto provare ogni possibilità. L'affetto attorno alla famiglia della ragazza, promessa della ginnastica artistica, è stato immenso e in poco tempo, grazie ad una petizione online, sono stati raccolti 460.000 euro per sostenere le cure in Texas. Teresa ha affrontato tutto il percorso con coraggio, la cura, le lezioni a distanza, l'esame di terza media e il primo anno di superiori seguito mentre era a Houston. Non si è mai arresa. Gli ultimi giorni insieme alla famiglia si è spenta serenamente con mamma, papà e il fratello sempre accanto. Ha scelto di essere cremata, le sue ceneri torneranno in Italia a metà luglio per una cerimonia funebre. Cambiamo decisamente argomento. Oggi sarà una giornata importante per i Colli Euganei, per il verdetto che potrebbe sancire il riconoscimento dell'area come biosfera UNESCO. Ci colleghiamo per questo in diretta a Monselice, dove si trova Valentina Visentin con Cristian Roque Allende. Valentina, sei in compagnia di un ospite, buongiorno. Sì, buongiorno, noi siamo nella sala consigliare del comune di Monselice, qui con me c'è Andrea Parolo, vice sindaco nel precedente mandato, ora siamo in attesa della nuova giunta, ma insomma lei ha seguito insieme al sindaco Giorgia Bedin questo percorso che sta per segnare un importante riconoscimento per il Parco dei Colli Euganei. Monselice è uno dei 15 comuni che rientra nella zona del Parco dei Colli Euganei. Oggi, vedete alle mie spalle, c'è il collegamento che sta per partire con Agadir, perché ad Agadir in Marocco ci sarà il verdetto che potrebbe sancire il riconoscimento del Parco Colli come biosfera, riserva biosfera UNESCO. Un dossier che era stato presentato nel settembre scorso a Parigi, quello riguardante i Colli Euganei, e che quindi potrebbe insomma presto sancire questo prestigioso riconoscimento. Cosa significa per il territorio dei Colli questo riconoscimento? Beh, innanzitutto è un importante marchio che verrebbe ad essere riconosciuto ad un territorio, ad una comunità, ad un'area che è quella del Parco dei Colli Euganei, caratterizzata ovviamente da 15 comuni, una caratterizzazione di un territorio che si distingue per l'aspetto naturalistico, per l'aspetto ambientale, ma per l'aspetto anche dei prodotti, della sua storia e della sua enogastronomia. Un territorio che attraverso questo riconoscimento
riconoscimento vedrebbe brandizzare un marchio che ha una valenza molto importante sia per la protezione dell'area, in questo caso del territorio, ma anche come aspetto di volano turistico e culturale per questo territorio, per questa zona. È un territorio, quello dei Colli Euganei, che abbiamo visto anche piuttosto fragile, anche con i recenti episodi di maltempo, e quindi questo riconoscimento potrebbe insomma portare anche una maggior tutela dell'area. Beh, sicuramente una maggior tutela dell'area, sicuramente in questo caso una maggiore attenzione al territorio, ai suoi abitanti, anche alle attività che vengono ad essere svolte, ma credo che comunque questo rappresenti anche un momento particolarmente significativo, perché essere inseriti all'interno dell'UNESCO è anche un motivo per riconoscere questa fragilità, questo territorio, ma anche valorizzarlo sotto l'aspetto della sua cultura e del suo turismo. E abbiamo visto, è diverso, è sempre un riconoscimento UNESCO, ma quello di Padova, quanti turisti sta portando in città come patrimonio, con il riconoscimento dell'Urbs-Picta come patrimonio UNESCO. Qui si tratta di biosfera MAB UNESCO, quindi è comunque un importante volano per il territorio. Il verdetto, se non sbaglio, è atteso per tra poco, entro le 3 del pomeriggio sicuramente, quindi scaramanticamente potrebbe esserci un brindisi proprio con i prodotti del territorio. Sì, infatti stiamo aspettando in maniera scaramantica il verdetto, e con i sindaci dei 15 comuni appartenenti al territorio del Parco dei Colli Euganei, ci troveremo qui per un brindisi informale e ideale, per brindare anche noi insomma al possibile, probabile successo di questa proclamazione, ma anche come momento conviviale per insomma far rete tra le realtà comunali, municipali che appartengono a questo territorio, e quindi questo è un momento significativo e palpitante anche per noi sindaci, per noi comuni. Grazie allora al consigliere comunale Andrea Parolo. Ad Agadir in Messico come rappresentante del Parco Colli il presidente Alessandro Frizzarina e anche l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Intanto da Monselice è tutto, se ci sono ovviamente aggiornamenti noi ve li daremo in diretta. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite, tanta attesa, quindi vedremo durante il corso della giornata quale sarà il verdetto, e nel caso ci fossero aggiornamenti noi siamo qui pronti ad accoglierti di nuovo in diretta. Rimaniamo a Padova però adesso con la cronaca. Condannato per favoreggiamento in appello il medico legale padovano Massimo Montisci. Aveva effettuato l'autopsia sul corpo di Cesare Tiveroni, il 70enne padovano morto dopo essere stato investito nel 2016 dall'auto guidata dall'autista, dall'allora top manager della sanità veneta Domenico Mantoan. Con la sua autopsia in qualità di consulente della Procura di Padova stabilì che Cesare Tiveron, 70enne padovano, morto il 13 settembre del 2016, fu vittima non di un incidente stradale contro una macchina, ma di una dissecazione aortica avvenuta qualche secondo prima dell'impatto. Il professor Massimo Montisci era finito così sotto inchiesta e oggi è stato condannato in appello per favoreggiamento, assolto per il reato di depistaggio. La pena è stata ridotta ad 1 anno e 8 mesi. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. L'auto coinvolta nell'incidente dove morì Cesare Tiverona era guidata dall'autista dell'ex manager della sanità veneta Domenico Mantoan, che era in macchina in quel momento e stava uscendo dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto, imboccando via Gattamelata a Padova, violando l'obbligo di svolta a destra. Secondo la pubblica accusa, il medico legale avrebbe agito per compiacere e attenuare la posizione dell'autista di Mantoan, che ha patteggiato 1 anno e 2 mesi per omicidio colposo. Ora la condanna per Montisci. La sua difesa potrebbe ricorrere in Cassazione. Arrestato a Milano il generale Oreste Liporaces, che è stato comandante dei Carabinieri a Padova dal 2017 al 2019. Liporace, oggi comandante dei Carabinieri del 2° Reggimento Allievi Marescialli Brigadieri di Velletri, è finito agli arresti domiciliari per corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700.000 euro per servizi di pulizia della caserma. Il generale sarebbe stato corrotto con 22
22.000 euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo Stadio Olimpico e per la Scala di Milano, agevolando 2 imprenditori, i fratelli Massimiliano e William Fabbro della Fabbro SPA, nell'ottenere l'appalto del servizio di pulizia attraverso una turbativa d'asta. I 2 imprenditori sono indagati. Il generale Lipo Race è stato al comando provinciale di Padova fino al 2019. E noi da Padova ci spostiamo nel Vicentino. A Isola Vicentina spaccano la vetrina di un negozio con un tombino e rubano il fondo cassa, inseguiti ed arrestati dai carabinieri. Arrestate in flagranza dai carabinieri di Tiene 2 persone, una cittadina italiana di 34 anni e un cittadino senegalese di 35, accusate di furto aggravato in concorso. I militari dell'Arma hanno intercettato una coppia che a bordo di un'utilitaria effettuava soste in prossimità di negozi. Insospettiti hanno monitorato i movimenti dei due che nei pressi di una rivendita di sigarette elettroniche a Isola Vicentina hanno preso un tombino, infranto la vetrina dell'attività commerciale e una volta entrati si sono impossessati del cassetto del registratore di cassa. Subito e dopo i due hanno tentato di fuggire, ma sono stati inseguiti, bloccati e arrestati dai carabinieri. Ancora nel Vicentino, uno spacciatore 17enne di Tiene è stato denunciato dagli uomini della polizia locale mentre tentava di disfarsi delle dosi in suo possesso. I poliziotti eseguivano controlli nei parchi su segnalazione dei residenti. Tiene, un ragazzo di 17 anni residente in città, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era stato intercettato dagli agenti di polizia locale nel parco Aldo Moro mentre tentava di disfarsi di un sacchetto con 11 dosi di hashish. Sul degrado della zona infatti erano giunte ai poliziotti numerose segnalazioni dei residenti. In compagnia del ragazzo altri 4 minorenni che hanno tentato di fuggire ma alla fine sono stati identificati. A seguito di una perquisizione personale, il 17enne che aveva tentato di seppellire il sacchetto con le dosi è stato trovato in possesso di ulteriori 24 involucri di hashish, di un bilancino di precisione e di 95 euro ritenuti provento dello spaccio. Ancora nel Vicentino e parliamo di sicurezza, precisamente di sicurezza stradale, perché si potenziano i controlli serali nella zona, soprattutto in occasione degli eventi e nelle piazze della Movida, ma anche per prevenire il fenomeno dei furti nelle abitazioni. Movida e sicurezza nelle serate estive, al centro dell'attenzione del Comitato Ordine e Sicurezza riunito in prefettura. Un potenziamento delle pattuglie, specie nelle ore serali, per quella che si profila come una strategia volta non solo a prevenire eventuali furti in abitazione in un periodo dell'anno in cui le case restano spesso vuote per le vacanze, ma per monitorare e tenere sotto controllo piazze e spazi destinati alla Movida. Il prefetto di Vicenza, in coordinamento con le forze dell'ordine all'interno del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, sta predisponendo il piano per l'estate per intensificare i controlli in collaborazione chiaramente anche con la Polizia Locale del Comune di Vicenza e con le altre realtà amministrative della provincia, perché durante l'estate ci sono alcune attività che vengono intensificate, ad esempio relative alla movida e quindi al disturbo della quiete pubblica la sera o peggio in alcuni casi con la presenza delle baby gang nei centri storici e quindi di veri e propri reati. È cruciale questa attività di prevenzione, di verifica e di controllo. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con il provvedimento del questore Dario Sallustio che ha portato alla chiusura definitiva del bar Las Vegas, un bar che per tantissimi anni, anzi possiamo dire, ha causato grandissimi problemi nella zona di via Lanza. Dopo 3 chiusure temporanee, il questore, grazie alla norma prevista dall'articolo 100, ha potuto prevedere la revoca della licenza. Questo grazie a una grande attività di indagine, di presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine, coadiuvate dalla polizia locale. Ecco, questa presenza necessaria è necessaria ancora di più durante la fase estiva. Rimaniamo nel Vicentino e parliamo di sanità. Ha presentato il nuovo centro trapianti dell'ospedale di Vicenza e la nuova terapia intensiva post-operatoria. 2 interventi da 2,7 milioni di euro. Per noi sul posto è andata a sentire di queste novità Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina.
Inaugurati oggi qui al San Bortolo il nuovo centro trapianti e la nuova terapia intensiva post-operatoria. Adesso ne parliamo con il direttore generale Patrizia Simeonato. Sì, il centro trapianti è stato strutturato integralmente, quindi abbiamo un nuovo centro trapianti. Un centro trapianti che esegue attualmente 50 trapianti di rene. È un centro trapianti che è stato, come dicevo, ristrutturato secondo gli standard e i requisiti nazionali sia organizzativi che funzionali, è dotato di 4 posti letto di semi-intensiva, è dotato inoltre di una stanza di accoglienza al paziente e di una sala per la terapia. I trapianti vengono eseguiti di rene qui al San Bortolo da 36 anni, è un'attività che nel tempo si è avuto affinata e, come dicevo, attualmente vengono eseguiti 50 trapianti di rene l'anno. Oltre al centro trapianti abbiamo inaugurato anche la nuova tipo, la terapia intensiva post-operatoria, che è dotata di 8 posti letto. L'attuale terapia intensiva ne ha 5 e quella nuova è stata comunque effettuata secondo livelli qualitativi, di standard qualitativi molto elevati, una tecnologia di ultima generazione, è dotata di 8 posti letto ed è anche dotata, questa è una sicuramente novità, di un posto letto dedicato a pazienti immunodepressi e quindi isolato. Ecco, si conferma come centro di riferimento? Sì, e si conferma anche l'impegno e lo sforzo, in primis regionale e ovviamente dell'azienda sanitaria, di garantire sempre un rinnovo tecnologico e strutturale. Le opere inaugurate oggi sono praticamente dell'importo di quasi 3 milioni di euro, quindi sono opere sicuramente importanti e ne abbiamo veramente ancora molte da realizzare. Ecco, abbiamo sentito queste importanti novità sul fronte sanitario e ringrazio il direttore generale. Questo dunque da Vicenza, noi per ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta in studio, prima edizione dei nostri telegiornali in questo venerdì 5 luglio. Andiamo nel veneziano, precisamente da Mestre, per parlare di un progetto di riqualificazione della tanto acclarata zona salita alle cronache purtroppo negli anni per lo stato di degrado in cui si trovava e si trova tuttora dell'Umberto I, ma ci dice tutto Ilaria Marchiori che è collegata con noi da Mestre. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Edi, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui in via Antonio da Mestre nell'area dell'ex Umberto I, come vedete l'area si trova sempre nella stessa situazione, per chi magari non lo ricordasse, al di là di questi impianti che sono stati messi è sempre stato teatro di bivacco, di degrado e la cittadinanza per anni ha chiesto che si trovasse una soluzione. Bene, la soluzione è arrivata, oggi è stato presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione che è stato purtroppo bloccato un po' dal Covid e da questi 2 anni che hanno reso difficoltosa la prosecuzione dell'ampliamento e dell'esecuzione stessa del progetto, e invece questa mattina proprio si è appena conclusa la conferenza stampa in Municipio a Mestre alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, è stato presentato il progetto di riqualificazione. Ci vorrà qualche anno perché sia completamente concluso, però sarà un'area, ha detto il sindaco Brugnaro, che i cittadini apprezzeranno molto, anche perché sarà molto valorizzato il verde. Vi do solo qualche numero per farvi capire: 320 piante, 250 invece saranno nuove, addirittura 70 saranno conservate nel giardino storico, un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana come si chiedeva. Il sindaco ha detto, essendo nel centro di Mestre, deve essere all'altezza di trovarsi in questa zona, e quindi anche una zona che in qualche modo
riqualificherà proprio l'ambiente circostante, ci saranno spazi per i cittadini, molte aree verdi per la socialità e ovviamente maggiore sicurezza e controllo, che è quello che i cittadini chiedono per la maggiore proteste. Ce ne sono state tante in questi anni, richieste di intervento ce ne sono state tante, ora finalmente si potrà procedere con l'avvio di questi lavori. Un avvio che è in mano alla famiglia Canella, la famiglia dei supermercati Ali, e infatti sorgerà anche un supermercato e tra l'altro, ma oltre a quello ci saranno molti altri negozi, molte altre strutture, e tra l'altro hanno pensato di renderlo completamente ambientato nel territorio, creando delle sorte di magazzini, come quelli che ci sono, i magazzini del sale che possono essere a Venezia, e quindi l'architettura sarà esattamente quella, rispecchiando un po' quelle che sono le aree dei magazzini di Venezia. Ma sentiamo proprio le parole del sindaco Luigi Brugnaro ai nostri microfoni. Io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Sì, abbiamo dovuto aspettare che la precedente gestione fallisse, perché sennò non si poteva sbloccare. Quando è fallita si è fatta la gara, un'asta, ha vinto il gruppo Ali, e assieme a loro abbiamo lavorato in silenzio in questi anni. Il progetto che vedete oggi è un progetto che è stato pensato, ripensato, calibrato, ricalibrato, è stato già fatto vedere, ieri l'abbiamo approvato in giunta e oggi adesso ci sarà la presentazione, una bellissima cosa, perché recuperiamo un'area importante della città che è un perno ma è anche un punto di arrivo. E abbiamo pensato prima di tutto ai cittadini, ma soprattutto anche a livello di qualità della città. Insomma, dopo vedrete il progetto e poi lo vedremo costruito, perché penso che tra una cosa e l'altra inizieranno il cantiere il prossimo anno. Sindaco, da tempo i cittadini chiedevano la riqualificazione dell'area. Sì, l'abbiamo chiesto a tutti da sempre. Ogni area che viene bloccata perché non c'è una programmazione, perché ci sono gente che critica, eccetera, eccetera. Questo è stato quando si sono fatti progetti fantasmagorici senza i soldi, senza il bilancio. Ieri ho dato una tabella di bilanci, un giornale ha messo soltanto i dati di quest'anno delle società. Io avevo fatto vedere come erano le società nel 2015 e come sono oggi. Se manca l'onestà intellettuale di sapere cos'è la matematica e i numeri, non puoi realizzare niente. Tu prima di fare un progetto devi fare un'analisi e l'analisi è sempre accompagnata da questioni tecniche legate appunto ai numeri. Allora, se sei una persona obiettiva devi vedere le cose, i fatti, dopo le idee, le ideologie lasciamole lì, ognuno ha le sue, anzi posso dire che è anche il bello della vita, ma quello che dobbiamo imparare a fare è insegnare ai nostri giovani a vedere i fatti. Ecco, questa è una cosa realizzata oggi con le gambe di chi sa fare le cose. Prima si hanno fatti un sacco di progetti, di idee, quante volte abbiamo visto gli stadi, le cose, poi venivano e la gente non ci crede più e non va più a votare. Se invece tu presenti delle cose che sono fattibili e le fai, andate a vedere la Vezza di ieri, è fatta. Non ho mai fatto discorsi io, ho fatto e tutte le cose le faccio. Cambiamo decisamente argomento e ringraziamo Ilaria Marchiori per questo collegamento. Parliamo di turismo, siamo alle porte del primo weekend di luglio che dà di fatto il via alle vacanze estive, nonostante questa stagione estiva tra ondate di calore e maltempo. E proprio il maltempo sembra invece non aver fermato il turismo ad Asiago e c'è per noi infatti lì la nostra Vanessa Banzato in compagnia dell'assessore alla cultura e al turismo. Vanessa, buongiorno, come mai sei ad Asiago? Buongiorno a te Eddie. Ci troviamo ad Asiago proprio perché nonostante il maltempo tu dato qualche accenno poco fa, parte il primo weekend di luglio dedicato interamente al turismo, almeno qui sull'altopiano e nello specifico nella città di Asiago. Maltempo, dicevo, che non ha fermato assolutamente questa ondata di turismo. È stata magari più breve il periodo di permanenza dei turisti in città, però adesso si spera, incrociamo le dita, vero? Mi trovo infatti con la vice sindaca nonché assessora alla cultura e al turismo di Asiago, Ludovica Tondello. Si spera, assessora, che insomma adesso si parta, si cominci davvero a parlare di turismo. Sì, è la nostra speranza. Al momento, come hai detto te, l'afflusso è stato nei weekend. Adesso speriamo che le condizioni meteorologiche vengano a nostro favore e che aumenti appunto l'afflusso anche infrasettimanale.
Certo è che sono anche quest'anno tante le iniziative, tante le attività che vengono offerte ai turisti e non solo. Assolutamente, questo è il primo weekend, da questa sera partirà Asiago White e da domani inaugurazione della mostra proprio qui al Museo alle Carceri, dove ci troviamo a cura della ditta Brazzale e della sua famiglia, che ringraziamo, Gran Turismo. Dal 19 luglio ci sarà l'aperitivo con l'autore a cura di Ascom e Giunti fino a fine agosto, evento totalmente gratuito come Piazza Asiago, che partirà al 28 di luglio e durerà fino al 2 agosto a cura di De Angelis e Parenzo. E poi avremo Asiago Live, quindi una serie di concerti che andranno dal 9 agosto fino al 14, e per chiudere la stagione estiva ci saranno i due weekend di Made in Malga. Insomma, una tradizione che torna, tra l'altro Made in Malga, è davvero un tuffo che si farà anche in quest'estate nell'arte, nella cultura, nella storia e soprattutto nella bellezza del nostro territorio. Assolutamente sì, e appunto una proposta che credo soddisfi un po' tutte le età e tutti i gusti. Tornando proprio al discorso iniziale del maltempo, non vi ha preoccupato? Non neghiamo, insomma, appunto anche un po' la gravità di queste condizioni meteorologiche. Auspichiamo però che vengano dalle nostre parti, dalla nostra parte, e cambino. Anche perché pochissimi giorni fa, con la bomba d'acqua che c'è stata, giusto una decina di giorni fa, Asiago è stata inondata nella parte centrale proprio della città, tra l'altro. Assolutamente. Abbiamo fronteggiato il problema al meglio che abbiamo potuto, e risolvendo, insomma, in poco tempo, grazie, appunto, colgo l'occasione per ringraziare anche la Protezione Civile e tutti i corpi, insomma, che sono intervenuti, e speriamo di non dover incorrere nuovamente in un nuovo evento così calamitoso. Del genere. E insomma, cosa c'è da aspettarsi per questa estate 2024? Moltissimi bei eventi come quelli che vi ho appena elencato, quindi vi aspettiamo numerosi. Quindi si aspettano tanti turisti, si aspetta un turismo sempre più importante e soprattutto turisti che si fermino tanti giorni, più giorni qui in città. Insomma, dai, incrociamo le dita, Eddie, chissà davvero che il bel tempo e la bella estate finalmente arrivino come si deve. Da Asiago è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa e grazie a Federico Cibotto per il contributo tecnico, e anche all'assessora che è stata così gentile da venire in diretta con noi. Allora speriamo sia proprio così, che il turismo, insomma, la faccia da padrone in questa estate dal meteo un po' incerto. E se di turismo parliamo, noi passiamo a parlare di traffico sulle strade del Veneto, perché con il primo weekend di luglio entra nel vivo la stagione dell'esodo estivo per le tratte gestite dalle autostrade venete. Sarà infatti caratterizzata nelle prossime ore, nelle prossime settimane, le autostrade da un progressivo aumento del traffico, soprattutto in direzione dei litorali. Per i prossimi giorni, in questo weekend, considerati anche i flussi di traffico osservati già lo scorso fine settimana sulle tratte Padova-Venezia, al passante di Mestre A4, A57 tangenziale di Mestre, sono infatti attesi in circa 700.000 veicoli in transito, con una maggiore concentrazione nella giornata di venerdì 5, quindi oggi, dove si attendono oltre 250.000 transiti. Il maggior afflusso è previsto in direzione Trieste verso il litorale per le giornate di oggi e di domani. Per questo motivo saranno caratterizzate da bollino giallo, ovvero da traffico sostenuto in direzione Trieste. Invece domenica e lunedì mattina, a causa del traffico di rientro, saranno giornate sempre da bollino giallo in direzione opposta, ovvero da Milano. Noi adesso facciamo un salto a vedere i giornali del nord-est, apriamo Treviso Today, perché ci dovrebbero essere degli aggiornamenti sull'omicidio Ceschin. Quasi un anno, è passato ormai un anno dall'omicidio di Margherita Ceschin. Frasi shock dell'avvocato, il marito di Francesca,
facilita il pagamento degli assassini. Le parole sono state pronunciate dal legale del fratello della vittima nel corso dell'udienza preliminare che ha mandato a giudizio Enzo Lorenzon, Sergio Lorenzo e Juan Maria Guzman, accusati di concorso di omicidio volontario premeditato nei confronti della donna. Ora il professionista potrebbe rischiare una denuncia per calunnia. Ma poi andiamo sulla Tribuna, giallo ancora in prima pagina, in apertura sulla morte di Alex. Sul corpo non ci sono segni di annegamento, ed è questa l'apertura anche del Corriere del Veneto. La pista dell'ayahuasca e veleno di rana, soffriva di asma, il rito per guarire. Tante le ipotesi sulla morte del giovane 25enne, avrebbe compiuto 26 anni a novembre. Sentiamo insomma queste novità nel servizio realizzato da Daniela Sizia. Rituali sciamanici, assunzioni di tisane a base di piante come l'ayahuasca con effetti psicotropi illegali in Italia, ma anche altri riti come il cambò, l'immissione nel corpo di una sostanza allucinogena prelevata da una rana amazzonica. 1 a 2 giorni nell'abbazia di Vidor, che avrebbe previsto la presenza di un santone direttamente dal Sud America, e poi il via alla cerimonia per purificare corpo e mente ascoltando la musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Ma qualcosa è andato storto. Alex intorno alle 3 del mattino ha gridato, poi è uscito dalla stanza correndo, forse sotto l'effetto di queste sostanze. Dove sia andato, cosa sia successo sarà difficile da ricostruire, ma i genitori non si danno pace. Qualcuno lo ha accompagnato fuori, qualcuno può aver visto. Quindi noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo, capiamo dove può essere andato, insomma. Lo aveva chiesto con le lacrime la mamma, che lo ha ripetuto l'altra sera alla trasmissione Chi l'ha visto. Sarà l'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, se il 25enne sia annegato o sia finito nel Piave già privo di vita. In procura ha aperto il fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. È morto come conseguenza di altro reato, ma questo è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi all'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Se dovessero risultare queste sostanze nel registro degli indagati, potrebbero finire gli organizzatori dell'evento e forse anche i proprietari dell'abbazia. Sul Greto del Piave era stata trovata una tunica sulla quale la mamma di Alex avrebbe trovato 2 capelli lunghi, ma sembra dagli accertamenti che non fosse appartenuta al figlio. Tante sono le domande a cui mancano delle risposte. Certo è che il 25enne non aveva ferite da difesa, ma alcune lesioni sul corpo. Ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi questi sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. E anche quel morso, forse di un animale selvatico. Alex è morto durante quella cerimonia, ma altri avrebbero potuto rischiare, vista la zona impervia e vicina al Piave. Condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione, rimaniamo nel Trevigiano, con rito abbreviato Alessandro Giovanardi, il 25enne di San Zenone degli Ezzelini, che nella notte di Halloween di oltre 1 anno e mezzo fa, sotto l'effetto di alcol, investì e uccise la 22enne Miriam Ciobanu, la ragazza originaria di Tolmezzo che da tempo viveva con la madre in provincia di Treviso e stava attraversando la strada a Pieve del Grappa. Il giudice ha inoltre disposto la revoca della patente al 25enne. Le speranze si erano fatte ormai flebili, siamo ancora a Treviso. Ieri la triste conferma: è stato recuperato nel Sile il corpo di Giorgio Visentin, l'anziano scomparso domenica da casa nel lungo Sile Mattei a Treviso. Era il fondatore dell'omonima armeria.
È stato trovato nella prima mattinata nelle acque del fiume Sile, a Silea, il corpo senza vita di Giorgio Visentin, il pensionato 84enne ed ex titolare dell'omonima armeria trevigiana, scomparso da domenica scorsa. L'anziano era sparito dalla sua abitazione in zona San Zeno e subito era scattata una denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Sulle sue tracce si erano messi i vigili del fuoco, la polizia e i volontari tutti della Protezione Civile di Treviso. Le ricerche però hanno avuto un tragico epilogo. A dare l'allarme in mattinata è stato un runner che percorreva di corsa la restiera al confine tra Treviso e Silea. Ha notato tra gli arbusti un cadavere e ha subito allertato i carabinieri, che sono risaliti all'identità dell'uomo scomparso da casa da 4 giorni. Non è ancora chiara la causa della tragedia. L'anziano potrebbe essere scivolato accidentalmente in acqua o essersi reso protagonista di un gesto estremo. Ancora la cronaca nel Trevigiano, la notizia era già trapelata da qualche giorno, ma solo ieri la CGIL del Veneto ha raccontato nei particolari con foto e video la storia di caporalato e lavoro illegale con protagonisti 57 immigrati indiani, con uno di loro obbligato a rimanere sui campi nonostante fosse stato morso da un serpente, il servizio di Lucio Zanato. Stiamo cercando di curarlo. Per fortuna non era una vipera velenosa, perché se fosse stata una vipera velenosa ci sarebbe rimasto secco. Morso da un serpente ma lasciato così, senza nessuna cura, anzi minacciato se avesse lasciato il campo dove lavorava. È forse l'aspetto più crudele di una vicenda di sfruttamento e caporalato avvenuta fino all'aprile scorso in diverse aziende agricole trevigiane. Protagonisti 57 indiani arrivati in Italia con il decreto flussi, chiamati da aziende fittizie tra Caserta e Napoli, con legami in India, dove ai malcapitati era stato promesso un futuro di lavoro regolare dietro pagamento anche di 10.000 euro. Una volta atterrati però hanno trovato solo un futuro di clandestinità che li ha portati dritti nel giro del lavoro illegale e del caporalato, pubblicizzato attraverso i social, come nel caso di questo pakistano. Annunciava la possibilità di lavoro, annunciava la possibilità di avere un permesso di soggiorno in maniera veloce, quindi di regolarizzarsi, di avere una casa e quindi di cominciare a far guadagnare questi poveri disgraziati. 57 quelli finiti dentro questa casa di Negrisia di Ponte di Piave, dove venivano prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi di radicchio tra le vigne di Prosecco e dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando i gregari del caporale venivano a prenderli per scaricarli nuovamente davanti alla casa di Negrisia, ma anche su quest'altro casolare in mezzo alla campagna di Oderzo. Poco o niente da mangiare, niente acqua calda, niente luce, una vita quasi da bestie, scoperta quasi per caso dalla CGIL, quando alcuni di loro sono finiti a Latina ed hanno incontrato la stessa sindacalista di Satma Singh, il bracciante morto per l'amputazione di un braccio mentre lavorava in nero. Una volta avuto il contatto con loro, naturalmente parlando lei punjabi, ci ha segnalato il caso. Sparito il caporale e i gregari, con un bottino stimato intorno ai 350.000 euro di fatture pagate dalle aziende agricole trevigiane. Dei 57 molti si sono dispersi nel territorio. Ma nelle ultime settimane siamo stati contattati da Pordenone, Firenze, da Vicenza e da altre zone d'Italia, perché questi lavoratori vogliono avere un contatto con noi per poter denunciare anche a loro. Testimonianze che serviranno alla magistratura per individuare e denunciare le aziende che hanno utilizzato illegalmente questi indiani a seguito dell'esposto presentato dalla CGIL. Sindacato che chiede giustizia per questi lavoratori truffati e sfruttati in un territorio che paradossalmente ha bisogno di loro, ma regolarizzati. La Bossi-Fini non consente il rilascio di permessi di soggiorno se non stai lavorando, ma a volte si crea il cortocircuito che vediamo e servirebbe un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Sulla vicenda e la denuncia shock della CGIL interviene anche l'assessore regionale all'agricoltura Caner. Condizioni disumane per certe persone, ci vorrebbe il carcere a vita, una piaga radicata nella nostra regione, bisogna fare di più, il commento del senatore Dem Martella. Condizioni disumane, turni massacranti e nessuna umanità né pietà. Il lavoratore morso dal serpente e costretto a lavorare senza essere soccorso lascia senza parole. Beh, guardi, queste poi sono condizioni veramente disumane. Qui ci dovrebbe essere il carcere a vita per chi tratta le persone in questo modo, perché significa proprio abbandonare, quindi omissione di soccorso, addirittura, come è stato nel caso che abbiamo visto, addirittura di perdita della vita. Quindi in questo caso penso che la legge dovrebbe intervenire anche in maniera più dura.
Una vicenda incredibile, continua l'assessore, che ci ha lasciato desolati e perplessi, fatti che non dovrebbero accadere nel 2024. Tante le iniziative messe in cantiere dalla Regione per stroncare il caporalato e aiutare i lavoratori, come il progetto Navigare, che aiuta le persone che decidono di denunciare queste situazioni di illegalità e le reinserisce nel mondo del lavoro. Non solo. Credo però che un'idea che potremmo portare sul tavolo nazionale anche di fronte al Ministero potrebbe essere quella di utilizzare le nostre cooperative sociali, anche le cooperative di tipo B, per fare formazione nei paesi di origine, portare qui queste persone in maniera legale, poterle anche mettere a disposizione, diciamo, del mondo agricolo, perché bisogno di manodopera effettivamente legale ce n'è, ma poterli poi inserire nel nostro tessuto lavorativo con un controllo però da parte delle nostre cooperative che sicuramente non si comportano come questi sfruttatori. Anche nella nostra regione il caporalato è una piaga ben radicata grazie alla CGIL, spiega il senatore Martella, che ha portato alla luce questa vicenda. Bisogna contrastare questo sfruttamento vero e proprio, bisogna contrastare questa forma di criminalità e investire su rifugi e dimore che possano essere sicure, fare i controlli, aumentare il numero di ispettori che controllano, perché ovunque si possono annidare situazioni di questo genere che portano con sé sofferenza, ingiustizie, casi drammatici come quello che abbiamo visto a Latina e un impoverimento complessivo della nostra società, della nostra economia, anche del settore produttivo dell'agricoltura. Fenomeno insidioso, dunque continueremo a darvi conto nel caso ci fossero altri aggiornamenti. Noi ci spostiamo sul sito dell'agenzia di stampa ANSA perché oggi è la giornata del deposito del referendum da parte delle opposizioni e dei sindacati. Il referendum sull'autonomia ha depositato il quesito, partiti di opposizione e sindacati si sono dati appuntamento davanti alla Cassazione a Roma per presentare il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Le prime reazioni, è una bella giornata, dice Alice Schlein, siamo qui a presentare insieme a forze politiche e sociali un quesito per fermare l'autonomia che spacca un paese che ha bisogno di essere ricucito, il governo non ha messo un euro, questo vuol dire che a loro le disuguaglianze stanno bene così, quindi questi primi commenti, le prime reazioni da Roma, ve ne daremo conto anche sui riflessi veneti nelle edizioni dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 questa sera, ma vedo collegato da Treviso con il tenente colonnello Marco Turrini, il nostro Cristian Orboit che nel frattempo si è spostato. Cambiamo argomento e parliamo di autisti, MOM e Carabinieri, un'alleanza per la sicurezza, ma ci dice di più il nostro Cristian Orboit. Cristian, buongiorno di nuovo. Buongiorno a te Edi, esattamente un'alleanza all'insegna della sicurezza, quella tra carabinieri e autisti MOM. Quante volte, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo parlato di problemi di sicurezza, tensioni sui pullman della marca trevigiana, in particolare su alcune tratte. Tante volte abbiamo parlato della tratta delle linee tra Conegliano e Pieve di Soligo, ma più in generale dell'esigenza di sicurezza non solo da parte dei passeggeri ma anche degli stessi autisti, perché il tema della sicurezza sui pullman è anche un tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, come spesso ha detto e ha affermato il presidente di MOM Giacomo Colladonna. Da qui la task force avviata dall'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, che ha incontrato in questi giorni, in queste settimane, ben 400 autisti. Sì, sono stati incontri dove veramente c'è stata condivisione, dialogo, sono stati dei momenti di confronto importante tra chi opera sul campo, quindi da un lato gli autisti di mobilità di marca, dall'altro i carabinieri delle centrali operative, del pronto intervento, delle nostre stazioni che quotidianamente si trovano ovviamente a svolgere la loro attività di prevenzione e contrasto dei reati sulle strade e che quindi hanno avuto modo di confrontarsi proprio per valorizzare e condividere esperienze e buone prassi. Tenente colonnello Turrini, diciamo che voi vi siete mossi anche sulla base di determinate richieste da parte di MOM e del mondo sindacale anche di MOM.
Sì, certo, l'esigenza è quella di andare incontro sempre più a quello che è un imperativo, cioè quello della sicurezza partecipata. Per avere sicurezza anche sui nostri mezzi pubblici occorre quindi sicuramente coinvolgere tutti gli attori, quindi da una parte ovviamente i carabinieri che svolgono appunto la loro attività diuturna a servizio ovviamente degli operatori di mobilità di marca, ma dei cittadini che ovviamente fruiscono di questi mezzi, e poi appunto degli altri protagonisti, cioè degli autisti. Quindi la possibilità di avere ancora una volta un'occasione di incontro così corale, così diciamo così partecipata appunto da parte degli autisti, e di coglierne segnalazioni e indicazioni da parte loro è stato sicuramente importante. Ecco, tra l'altro ci sono anche dei numeri, sono state 40 se non sbaglio le segnalazioni che vi sono giunte da personale MOM, proprio a voi appunto militari dell'Arma, in pochi mesi, quindi significa che quando ci sono problemi a bordo voi siete comunque allertati. Sì, si è cercato appunto di favorire il più possibile un canale diretto di comunicazioni tramite le nostre centrali operative, tramite il 112. Questo favorisce sicuramente un intervento tempestivo, ma anche con un dialogo continuo per avere un po' il polso della situazione. Lei ha parlato di alcune linee così maggiormente interessate, su queste possiamo ovviamente orientare le nostre risorse al fine veramente di garantire un servizio ai cittadini, agli utenti dei mezzi pubblici che sia il più possibile sereno e appunto collaborativo, anche da parte degli autisti di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Ecco, quali sono gli episodi più denunciati? Noi spesso parliamo più o meno impropriamente o propriamente di baby gang, vandalismi, ma sappiamo che tra le trasgressioni più comuni c'è il non avere con sé il biglietto. Questo molto spesso innesca delle situazioni di tensione. Sì, diciamo che una delle sanzioni, delle infrazioni maggiormente rilevate è appunto l'assenza del possesso del documento di viaggio, quindi questo, come diceva lei, può generare dei momenti di tensione, così come la presenza magari appunto di minori particolarmente così non rispettosi di quello che è l'attività svolta appunto dagli autisti di mobilità di marca. In questo ci siamo appunto confrontati con gli autisti di MOM e ovviamente sempre suggerendo anche e consigliando su quelle che sono le condotte da adottare, su quella che è la normativa, ovviamente le leggi che vanno rispettate in questi casi, cioè ovviamente il dovere, la necessità di avere un comportamento assolutamente urbano, assolutamente in linea con la normativa e con le norme e le leggi anche da parte di chi accede al mezzo pubblico. Grazie davvero Tenente Colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo qui presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso. Da via Cornarotta con Nicoletta Rizzetto è tutto, ti restituisco nuovamente la linea. Grazie Cristian per questo collegamento, questi aggiornamenti ulteriori nei TG della sera. Noi parleremo di saldi al via da domani subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali 13 e 11 per parlare di saldi. Oggi venerdì 5 luglio, domani saldi al via. In compagnia con me qui in studio c'è Maria Beatrice Paludetti, che saluto, buongiorno, presidente di Federmoda Confcommercio Treviso, e collegato via Skype il professor Giampaolo Lazzer di Strategy Innovation Partner e sociologo dei consumi dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per spiegarci un po' anche il contesto sociale nel quale questi saldi arrivano e come sta cambiando il commercio. Ma prima di tutto cominciamo. Paludetti, dunque domani saldi al via, come sta l'economia trevigiana? Avete svolto un'indagine, ci sono dati eloquenti. Sì, allora domani partenza dei saldi, 6 luglio, dei saldi estivi 2024. Diciamo che sono un motore che daranno sicuramente dinamismo ed energia, diciamo, a riaccendere i consumi su un mercato che oggi è un po' contraddistinto, diciamo, da una domanda debole. Per quanto riguarda la fotografia, diciamo, del nostro territorio trevigiano, noi abbiamo dei dati di Confcommercio Veneto e sulla provincia di Treviso.
dai quali emerge una condizione di preoccupazione, di prudenza da parte delle famiglie venete, quindi anche trevigiane, e nei confronti di quelli che sappiamo tutti sono gli accadimenti internazionali e anche un timore nel continuo perdurare di una gracilità, se vogliamo, del contesto economico. Pensiamo solo al debito pubblico ancora molto alto, ai salari affaticati, stagnanti e alla difficoltà di ricorso al credito e da parte delle famiglie, delle giovani famiglie trevigiane e anche da parte delle piccole e medie imprese, quali siamo anche noi, che ci troviamo di fronte a un irrigidimento bancario. Mettiamo anche insieme una condizione del clima veramente avverso. Noi ci portiamo addosso il fardello di un inverno già difficile per il clima, un inverno molto caldo, poi una primavera che non è mai sbocciata e ci troviamo anche di fronte a maggio e giugno, mesi di alta stagione per la vendita di prodotti di moda, sicuramente avversa, e difficoltosa proprio per queste condizioni estreme. Chiediamo infatti, saluto e ringrazio Giampaolo Lazzer, sociologo dei consumi Università di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Chiedo conferma di questa indagine, come sta cambiando e che percezione, come stanno i consumatori trevigiani e veneti in questo contesto che cambia così rapidamente a partire dal meteo ma anche dall'economia. Uno dei dati principali che l'indagine di Confcommercio ci ha dato è che l'inflazione, l'aumento del costo della vita sta molto incidendo sulla qualità e la quantità dei consumi dei veneti e dei trevigiani nello specifico. Che dire, sono sicuramente dati chiari che si ripropongono quasi ogni anno, no? in maniera ritualistica, no? Quindi più che sui problemi del consumatore, se possibile, mi concentrerei sui problemi un po' più ampi del cittadino. Perché? Perché i saldi sono in realtà una cosa importante, quindi la domanda che dovremmo farci è perché facciamo i saldi, se vogliamo che questo momento particolare dell'anno possa essere fruttuoso. Perché li facciamo? Possiamo alimentare forse le solite retoriche riguardo alle offerte, è un po' un placebo alla povertà, poi magari possiamo discutere dei finti sconti e delle litanie che abbiamo sentito tante volte. Questo però fa di questo momento dell'anno particolare un rituale un po', un po' scarico e un po' vuoto. In realtà io sposo e mi aggancio a quello che diceva Beatrice poc'anzi, che dovremmo preoccuparci di trend generali che in realtà i saldi questo periodo dovrebbe intercettare in un qualche modo. Non possiamo ignorare il fatto che la popolazione sta invecchiando, che entro il 2047 un terzo della popolazione italiana sarà over 65, i negozianti. Chi appunto avrebbe trarne vantaggio economico e non solo da questo periodo non può fare i conti con una società stressata dove il 59% della generazione Z è quasi in burnout, non possiamo fare i conti con delle famiglie dove il 29% è senza figli, non possiamo fare il conto con un fattore positivo come la multiculturalità. Tutte queste cose in sostanza vanno tenute di conto e questo piccolo preambolo generale mi serve per dire che il rituale dei saldi rischia di scaricarsi. Perché? Perché è un momento fondamentale della religione dei consumi. Ecco, la religione dei consumi io la vedo in maniera positiva. Perché? Perché le pratiche di consumo, se sono equilibrate, se sono anche educative, sono un momento fondamentale per una società sana. Quindi i negozianti non hanno solo un mandato, e ne abbiamo discusso anche varie volte con Beatrice, solamente economico, e spesso è questo il piano in cui ne discutiamo. In realtà hanno un ruolo fondamentale perché sono dei luoghi di aggregazione, sono dei momenti anche di educazione, soprattutto quando parliamo di sostenibilità e anche di ristoro della mente in sostanza. È così? E quindi, sì, mi ritrovo nelle parole del professore. Ricordo che appunto da un report di Future Consumer, VSGM, che appunto
lavora su indagini, su previsioni per quanto riguarda il mondo della moda, ci dice che è aumentato naturalmente il commercio online e per assurdo ha finito per comprimere i consumi, proprio in una sorta di burnout o di great extension, cioè questa saturazione, noia, depressione anche nei confronti proprio di affrontare i consumi e in particolare dei prodotti di moda. Però ci dice anche un'altra cosa interessante del commercio online, per esempio, che è quella di aver portato ad oggi abbiamo uno shopping consapevole. Il consumatore è più informato, diciamo più razionale nelle sue scelte, più ragionato e quindi non compra tanto sull'emozione di quanto sulla funzione di. E questo ci fa capire quanto noi commercianti, negozianti dobbiamo veicolare tutti i nostri sforzi all'interno del nostro negozio per naturalmente porre la massima attenzione ai consumatori, e credo che questi saldi saranno uno strumento non solo da tenere presente nell'andamento generale dei dati di come andranno, ma quanto per noi commercianti, ripeto, all'interno dei negozi cercare di monitorare, di comprendere quelli che saranno un po' i cambiamenti, gli atteggiamenti, le attitudini dei consumatori e quindi per formarci poi e quindi rilanciare anche il commercio stesso di vicinato tradizionale dei nostri centri storici. È appunto il focus a cui volevo arrivare. Cambiano le abitudini, cambiano i consumi, cambiano le persone, cambia il modo di consumare e da acquistare. Cosa acquistano i trevigiani e i veneti? Allora, diciamo che i trevigiani acquisteranno abbigliamento e calzature in forte percentuale, è la seconda scelta appunto, il 66% acquisterà appunto abbigliamento e calzature. Possiamo vedere appunto la suddivisione con una spesa media di 229 euro per abbigliamento, 186 per le calzature, 176 per i vari accessori eccetera di moda. Solo l'8% spenderà di più, il 64% manterrà diciamo la spesa dell'anno scorso e il 28% restante spenderà di meno. Ma a noi confortano dei dati ben precisi. Il primo dato è quello che testimonia la tenace tenuta del negozio tradizionale come canale privilegiato di acquisto. Parliamo di un 69% di consumatori veneti trevigiani che sceglieranno appunto di entrare fisicamente nel negozio. Il restante 31% lo farà online. Altro dato interessante e che ne è una conseguenza è che sceglieranno di puntare sulla qualità, 61%, mentre il restante 39% guarderà diciamo la convenienza al prezzo. E il fatto di puntare sulla qualità, se mi consente, ci permette di andare a fare delle osservazioni un pochino più approfondite. Prima cosa, la qualità è la conseguenza di un rapporto forte che si consolida tra l'acquirente e il commerciante e di fiducia questo rapporto, e quindi ecco che il negozio fisico ne è proprio l'emblema. E altro elemento importante, quando si cerca la qualità, oggi i nuovi consumatori cercano tre cose importanti. La prima, che è la durevolezza, la longevità del capo, sia nello stile sia nei materiali in cui è fatto, e quindi lunga vita al capo, la trasparenza, che significa che noi dobbiamo, commercianti, negozianti, imparare a raccontare, a veicolare quelli che sono tutte le notizie sulle attività che le imprese produttrici, quindi anche legarci alla filiera, mettono in atto per produrre i capi di moda,
con l'attenzione alla sostenibilità, alla transizione circolare, perché le nuove generazioni ci chiedono proprio questa sensibilità all'economia circolare. Ultima cosa, il cosiddetto storytelling, cioè la carta d'identità del prodotto, cioè poter conoscere attraverso il cartellino, e su questo Federmod ha lavorato in informazione e formazione di tutti i nostri negozi. I nostri negozi vendono capi forniti di cartellini dove abbiamo tutti i dati relativi alla provenienza, al tipi di materiali utilizzati e quant'altro. Chiedo al professore se effettivamente i consumi vanno verso queste direzioni, quindi paradossalmente da quello che magari possiamo aspettarci, il Covid ha dato un incentivo enorme all'acquisto online. Maria Beatrice Paludetti ci raccontava in realtà di un ritorno al negozio proprio per quella vicinanza tra le persone, quindi di nuovo questo contatto con il venditore, si ricerca la qualità, si ricerca appunto, come diceva, la sostenibilità. Sì, diciamo, lo dico un po' in maniera un po' brutale, no? Quando la società magari esagera andando verso un lato, in questo caso l'e-commerce, tutto quello che riguarda il digitale, ha un po' degli anticorpi che poi la spingono anche a rimettersi un po' in ordine, no? Ed è normale ed è anche auspicabile, appunto quello che diceva Beatrice, un ritorno appunto anche al negozio fisico come spazio proprio di aggregazione, e ne abbiamo discusso più volte con lei, anche di educazione, perché la questione della sostenibilità non è solo una leva economica, è anche una questione valoriale che, se portata avanti, può darci del valore aggiunto nel lunghissimo periodo, in sostanza. Il problema che vedo in realtà nella questione dei consumi, e in particolare per i saldi, è che appunto quella che dicevo prima, la religione dei consumi ha perso un po' il suo calendario. I saldi erano un momento rituale forte. Adesso, un po' per il commercio online, per le continue offerte, diciamo, è un po' festa tutto l'anno e si rischia di perdere appunto il connotato vero della festa. Non so se vi siete accorti, intorno a novembre nei supermercati Halloween ha incrociato Natale, e questo in realtà, se nell'immediato può portare un minimo di soddisfazione perché può crescere un pochino le vendite, nel lungo periodo fa sì che questi momenti qua perdano la loro potenza, in sostanza. Quindi per un buon successo di questi momenti bisogna anche saper gestire le pause tra uno e l'altro, e mi riferisco soprattutto ai negozianti, ecco. Quindi sicuramente i saldi, come dice giustamente Beatrice, se riusciranno appunto a emergere in questo mare di eventi, di scontistiche che ci sono un po' tutto l'anno, l'e-commerce, Vinted, eccetera, eccetera, possono tornare e possono diventare un momento anche di educazione e di aggregazione, quindi diventare un momento fondamentale nel calendario del cittadino, non solo del consumatore. Quindi nelle due variabili tempo, tornare ad essere un momento rituale fondamentale. Per quanto riguarda lo spazio, ovviamente quello che sta tornando, e mi auspico anche che possa tornare, è proprio un'affezione rispetto al retail fisico, e un ritorno magari anche nelle città, nelle periferie, in sostanza, con i negozianti, ecco. Che appunto ci diceva per ora stanno tenendo, e anche per questi saldi si prevede insomma che riescano a tenere nei confronti dell'e-commerce. Chiedo al professore però un'opinione riguardo a questo, ovvero come può cambiare, come sta cambiando il commercio nei centri città. Ne parlavamo anche l'anno scorso, per fare un esempio qui vicino a noi, Treviso, che magari durante il ponte del 15 agosto tiene i negozi chiusi mentre ci sono i turisti fuori che vorrebbero un tempo continuato, magari. Cosa ne pensa? Qui la parola è sicuramente equilibrio. Sicuramente nel post-Covid la questione turistica ha un po' rivoluzionato l'offerta e va affrontata appunto con equilibrio, ecco, come dicevo prima, l'apertura, la chiusura deve sottostare anche a dei valori che non sono prettamente generali, ma anche del singolo imprenditore, diciamo. Sicuramente io credo che soprattutto i negozianti, e quindi non voglio fare una guerra alle catene, sicuramente non è quello che voglio fare, però sono una parte fondamentale dell'identità della città. Il rischio che vedo correre è il fatto che i centri città si stanno assomigliando sempre di più, con un'offerta commerciale d'insegna che è praticamente uniformante, e a volte, e questo un po' mi duole, l'apertura magari di una catena globale, multinazionale in centro storico viene accolta come se fosse, diciamo, un attestato di una città moderna. Sì, in parte lo è, ma dall'altra parte attenzione a non perdere l'identità precisa che ogni città ha nella sua offerta, nella storicità di alcuni negozi, ecco.
Come può essere magari nel centro di Treviso, giusto? Avete paura come Confcommercio? È un timore naturalmente anche diciamo, di noi operatori commerciali di Federmoda, perché cogliamo naturalmente quello che è, l'abbiamo chiamato desertificazione dei centri storici, cioè la chiusura di molti negozi. Oggi in Veneto, dopo il post-Covid, hanno chiuso in Veneto 600 negozi, su Treviso un centinaio, ed è un numero importante, e anche quello che appunto intimorisce è che è concentrato proprio sui negozi storici, quindi vuol dire lasciare il posto, lasciare che il centro storico si animi di catene che sicuramente hanno il loro valore, per carità, però portano ad una omologazione dei gusti, mentre noi, essendo negozi talmente radicati all'interno del territorio, abbiamo da anni diciamo, coltivato una precisa identità, diciamo, conosciamo perfettamente, proprio perché radicati nel territorio, i nostri clienti, ne conosciamo i gusti, le esigenze, sappiamo andare incontro a loro nel fornire come posso dire, un'identità di stile, di bellezza, di eleganza, che è tipica poi di quel luogo in cui siamo noi. C'è diciamo, l'eleganza trevigiana, c'è quella vittoriese, ci può essere quella coneglianese, cioè la specificità. La specificità, proprio perché a monte noi siamo solitamente dei multibrand, quindi abbiamo molte ditte, molti marchi, e sappiamo a monte selezionare, fare ricerca e poi offrire con un certo gusto particolare, che è quello che ci contraddistingue, diciamo, rispetto anche a tutto il resto del mondo, perché è una caratteristica. La moda, la famosa moda italiana, che sembra uno stereotipo, sì, ma questo non è. Abbiamo fatto un quadro sui saldi che inizieranno al via Federmoda positiva, nonostante il peso dell'inflazione. Ringrazio il professor Giampaolo Lazzer, che ci ha aiutato, sociologo, a dare un quadro completo anche di come stanno cambiando i consumi, le abitudini dei cittadini, come stanno cambiando i centri città, e i dati portati da Confcommercio. Ci rivedremo alla fine dei saldi, allora a fine estate, per fare un attimo un bilancio di questa stagione. Noi dobbiamo chiudere, mi dicono dalla regia che siamo già in ritardo. Vi ricordo dopo di noi le previsioni del tempo, e poi a seguire il documentario Borgo Italia. Vi do appuntamento ai telegiornali della sera a partire dalle 18:30. Non mi resta che augurarvi buona giornata, ringraziando nuovamente i miei ospiti in regia, Fabio Faliero e Francesca Pezzo. Buona giornata, buon venerdì a tutti. Arrivederci.